Buongiorno da Portoviro, ponte sul Po di Venezia, sulla strada statale Romea, ci segnalano una situazione di degrado che richiede attenzione immediata. Segnalazioni di cittadini riportano danni evidenti alle tubature, visibilmente usurate, che rappresentano un rischio per la sicurezza. I cittadini che ci hanno segnalato il problema sono preoccupati che questo possa compromettere la stabilità complessiva del ponte, che supporta un traffico intenso e continuo e che la situazione, se trascurata, potrebbe evolvere in rischi concreti. Interpellato, il vice sindaco Thomas Giaccon ci ha rassicurati. Il ponte è di proprietà dell'ANAS, ha detto il vice sindaco, e non rientra nelle nostre mansioni. Però, in ogni caso, siamo a conoscenza, attraverso le comunicazioni all'ufficio tecnico del comune, di interventi da parte di ANAS ordinari e straordinari proprio su questo manufatto, anche per la importanza che ricopre. Per quanto riguarda il comune di Portoviro, diamo in assodato, ha continuato il vice sindaco, che il ponte non possa creare problemi di stabilità e sicurezza.